Le regioni del Veneto e della Lombardia sembra proprio che non riescano a rassegnarsi, vogliono continuare a violare la direttiva uccelli dell'Unione Europea. Mi riferisco alla caccia in deroga, ovvero al regalo che ogni anno queste regioni calibro 12 fanno ai cacciatori più estremisti, regalo che riguarda l'autorizzazione di cacciare specie di uccelli protetti in tutto il resto d'Europa. Questa storia si ripete ininterrottamente dal 2002 e grazie a innumerevoli ricorsi delle associazioni animaliste e ambientaliste, molti dei quali ho scritto personalmente, la Commissione Europea ha detto basta. Prima sono arrivate le condanne della Corte di Giustizia e adesso arriva un monito preciso. Se si continua su questa strada si tratterà di recidiva e la Commissione Europea chiederà alla Corte di Giustizia di applicare le sanzioni. Pare proprio che la Lombardia voglia approvare una nuova legge sulle cacce in deroga, mentre in Veneto la giunta Zaia approverà diverse delibere per l'ennesimo regalo ai cacciatori. Trovo aberrante che siano i cittadini italiani tutti a pagare le colpe di chi governa queste due regioni. A pagare devono essere Zaia, Formigoni e tutti quelli che approveranno queste leggi e queste delibere. Devono essere loro a pagare le sanzioni. Hanno ricevuto tutti gli avvertimenti del caso, hanno ricevuto precise comunicazioni sia dal commissario Potocnik sia dai funzionari della direzione ambiente. Sono stati abbondantemente avvisati. È ora di dire basta, perciò ho chiesto un appuntamento con il Presidente della Corte dei Conti di Venezia, che incontrerò fra 2 giorni, perché voglio attuare tutte le procedure necessarie affinché non siano gli innocenti a pagare le sanzioni, ovvero i cittadini italiani, ma solo ed esclusivamente chi vota queste norme salva bracconieri. Zaia, Formigoni, Stival e compagni, tenete pronto il portafoglio.